Questa è la 7ª edizione del premio e siamo a Venezia perché c'è stato da parte del Consiglio regionale un interessamento particolare a volere la manifestazione in occasione anche di una mostra fotografica che c'è stata presso il Palazzo Ferrofini che descrive il paesaggio e i luoghi di mio padre. Di questo sono molto grato al Consiglio e in modo particolare al Presidente, e mio papà è sempre stato un veneto. Quando c'è stato il referendum per andare in Trentino è stato il 2% di quelli che non volevano andare in Trentino, voleva rimanere nel Veneto. Il premio è un premio che è giunto alla 7ª edizione. Quest'anno sono arrivati 38 libri di qualità, di grosse case editrici. I 2 premiati rappresentano da una parte un saggio molto importante sulla Prima Guerra Mondiale e dall'altra un romanzo che racconta la storia di 2 comunità trevigiane e feltrine che erano, diciamo, congiunte da questo passo e c'era un luogo di scambio di culture tra persone di pianura e persone di montagna.